Rieccoci insieme cari telespettatori, vi presento l'altro nostro interlocutore. Abbiamo il piacere di riavere qui collegato con noi Luigi Lazzaro, Presidente di Legambiente Veneto. Ben arrivato Presidente. Grazie, buonasera a tutti. Allora, voi avete presentato da poco, di recente, il vostro rapporto sulla situazione della diffusione dei reati legati all'ambiente nella regione del Veneto. Una situazione non certo bella, purtroppo, che delinea dà una panoramica abbastanza inquietante della nostra realtà. Che cosa ne emerge, Presidente? Quindi con dati proprio alla mano, quindi non è una percezione, non è un sentir dire, ma sono proprio dati reali. E come avete stilato questo rapporto, che ormai per voi è abbastanza abitudinario farlo, insomma? Sì, diciamo che il rapporto ecomafia è un'abitudine annuale dell'associazione ormai da quasi 25 anni per cercare di portare al centro, diciamo, del dibattito pubblico e del lavoro prezioso, diciamo, che si può fare nei territori da parte delle forze dell'ordine, chiaramente della magistratura, all'attenzione pubblica quello che intorno ai crimini e reati contro l'ambiente succede e accade nel nostro paese, ovviamente facendo anche un ragionamento per regioni. Chiaramente il tema è un tema che avvicina molto alla questione, diciamo, della criminalità organizzata, delle cosche mafiose, perché parliamo di ecomafie, cioè di crimini organizzati e voluti contro l'ambiente, non di accidenti o incidenti che possono capitare magari trattando, sbagliando, errando, diciamo, la gestione di determinate situazioni, e per quelli giustamente si deve pagare, però non sono crimini, diciamo, organizzati, mentre questo rapporto guarda anche e proprio le connessioni con le criminalità organizzate, perché quello che emerge è che è proprio un vero business illegale quello che c'è intorno alla criminalità organizzata e al boom, diciamo, di guadagni illeciti economici che questi cicli illegali portano nel nostro territorio. Il Veneto non è esente da questo tipo di criminalità, anche se uno sguardo a livello nazionale, diciamo, non è chiaramente una delle regioni con la percentuale più alta. Sono circa il 4% dei reati complessivi in Italia, degli ecoreati che si realizzano nel nostro territorio regionale. Però se poi andiamo a scendere nei dettagli, a vedere quello che succede ogni anno nel nostro territorio, ci rendiamo conto che poi bisogna guardare i numeri in maniera un po' più concreta, e quindi ci accorgiamo che in Veneto le ecomafie continuano a produrre, non si arrestano e anzi aumentano i loro cicli, diciamo, illegali, tant'è che gli incrementi sono stati molto importanti per quanto riguarda la nostra regione nell'ultimo anno. Ovviamente parliamo di dati 2019, diciamo, gli ultimi dati disponibili elaborati da Legambiente, che le forze dell'ordine, le capitanerie di porto e le magistrature rendono, diciamo, accessibili, e quindi tutto quello che oggi è diciamo, illeciti, chiaramente, che hanno avuto un loro compimento nelle loro attività di indagine. E ci parla di, diciamo, questo rapporto di numeri importanti, cioè per il Veneto stiamo parlando sostanzialmente di un reato all'incirca ogni 10 ore, quindi almeno 2 reati e mezzo al giorno succedono in Veneto, reati ambientali, prevalentemente nel ciclo del cemento, quindi nelle illegalità che riguardano l'abusivismo edilizio piuttosto che altre legalità legate alle autorizzazioni o a costruzioni, diciamo, non a norma. Altre invece riguardano in particolare il ciclo dei rifiuti, che sono forse quelle anche che stanno creando più preoccupazione sui territori, ma non dobbiamo dimenticare nemmeno i reati contro la biodiversità, piuttosto che la pesca illegale. Penso al Delta del Po, che è afflitto come altri territori, diciamo, purtroppo come la Laguna di Venezia, sono afflitte anche dalla pesca illegale. Anche queste sono criminalità organizzate che producono un notevole danno al nostro ambiente. Tra l'altro anche lo sfruttamento delle energie rinnovabili, un'altra componente che uno non si va a immaginare, e la distorsione dell'economia circolare, sostanzialmente quadruplicati i reati rispetto al 2018, questo che preoccupa enormemente, cioè continuano ad aumentare, quadruplicati, sono cifre da
paura perché coinvolgono. Diciamo che da un lato con l'entrata in vigore e l'effettiva realizzazione della legge sugli ecoreati, nel 2015 è entrata in vigore la legge sugli ecoreati nel nostro paese, che consente ulteriori strumenti per le forze dell'ordine per raggiungere i risultati, e quindi questo ha aumentato anche quelli che sono poi i reati contestati, certificati da parte della magistratura. È senz'altro positivo, quindi abbiamo degli strumenti in più, però è un segno chiaro e tangibile che non c'è un segno di diminuzione rispetto a quelle che sono, diciamo, processi di illegalità che si sono infiltrati, insediati nel nostro territorio come nel resto del paese, e che stanno creando, come noi mettiamo al centro, un grave danno per l'ambiente, per il territorio, per la qualità della vita dei cittadini nei territori, perché le ricadute ambientali, diciamo, sono molto importanti e non sono solo quelle economiche che ci devono preoccupare, quindi guadagni illeciti che sicuramente sono un gravissimo danno, ma c'è anche tutta la ricaduta territoriale, pensiamo alle discariche abusive piuttosto che altre situazioni, diciamo, di appunto pesca abusiva, che creano non solo il danno alla pesca, quindi la concorrenza leale, ma creano anche un danno ambientale notevole, con la perdita di biodiversità, con l'annullamento di quelle che sono, diciamo, le capacità, le qualità ecologiche dei corsi d'acqua, perché si utilizzano chiaramente tecniche invasive. Questo comporta, diciamo, gravissimi danni ambientali che spesso si fa fatica a recuperare poi dal punto di vista non solo delle risorse a disposizione, ma anche della capacità di intervento dei territori. Le amministrazioni avrebbero un grande bisogno di supporto in questo. Certo, se abbiamo avuto un'intrusione video da parte, immagino, della figlia, le autorizza che sia andata in onda, spero, perché altrimenti abbiamo dei problemi di non poco conto. Va bene. Ecco. Allora, quello che volevo chiedere, qui coinvolti sono 371 clan a livello nazionale. E tra l'altro imprenditori coinvolti ci si poteva immaginare, ma anche funzionari e amministratori pubblici collusi. Questa è l'altra cosa che invece preoccupa non poco, perché il fatto che ci siano anche le pubbliche amministrazioni, come era da immaginarselo, che in qualche modo siano colluse in questo sistema, che prevede anche una burocrazia abbastanza anche capillare e pervasiva, fa capire che qualcosa di fondo non funziona. Purtroppo è così, è quello che le indagini ci svelano, la presenza, diciamo, purtroppo di pervasione anche delle strutture amministrative, quindi degli enti pubblici e degli enti territoriali, quindi i nostri comuni, e questo è sicuramente un problema che deve essere risolto a monte, con un intervento più importante rispetto alla capacità dei comuni e degli enti territoriali di essere in grado di percepire anche quelle che possono essere, diciamo, le situazioni, chiamiamole, di presenza, di filtrazione di criminalità o di situazioni che portano a situazioni criminali nel territorio. Certo, questo è necessario dirlo, abbiamo bisogno, dopo i grandi passi in avanti della legge appunto del 2015, di formare tutto il personale sia negli enti pubblici ma anche diciamo nella magistratura, anche nelle forze dell'ordine, rispetto a un problema che continua a essere, come sottolineiamo, importantissimo. Cioè, noi quest'anno lo abbiamo definito diciamo un virus, quello delle ecomafie, che non accenna diciamo a diminuire, cui non si trova soluzione, e siamo molto preoccupati con, diciamo, le antenne dritte, perché con il recovery fund, con le risorse che arriveranno nei territori per permettere all'economia circolare in positivo, ad esempio, di espandersi, di decollare nel nostro paese, per permettere investimenti su opere importanti, il rischio di infiltrazioni criminali nel ciclo, non solo nella realizzazione delle opere, ma anche nel ciclo della gestione di quello che è poi tutto il trattamento. E quindi torniamo sui cicli preminenti che abbiamo evidenziato, il ciclo del cemento, il ciclo dei rifiuti, nei quali, diciamo, la criminalità organizzata negli anni, insomma, ha dimostrato, o meglio, la criminalità negli anni ha dimostrato di sapersi organizzare e di creare gravi danni ambientali al territorio. Ci sono diversi procedimenti aperti nella nostra regione e i temi spesso, diciamo, coincidono, e sono quelli con l'interramento di rifiuti che vengono da demolizioni, e quindi il legame
con la parte edilizia, diciamo, il ciclo del cemento col ciclo dei rifiuti, ci sono altre tipologie di discariche abusive, ci sono giribolla di rifiuti definiti, diciamo, a cui viene cambiato il codice e vengono definiti non più rifiuti. Ci sono, ecco, situazioni che si ripetono negli anni, che ogni anno il rapporto ecomafia descrive, raccontando, diciamo, il grande lavoro delle forze dell'ordine e le grandi indagini e inchieste, che il quadro ce lo stanno dando da tanti anni su quali sono gli indirizzi e le strade della criminalità e sul quale è importante agire. E quindi è intervenuto prima di me Andrea Zanoni, che segue, diciamo, il Consiglio regionale, la Commissione Legalità. La Regione Veneto ha una legge, la legge 48, proprio per regolare anche la questione della criminalità organizzata e delle mafie. È una legge che prevede tante azioni, noi crediamo, diciamo, che vada implementata il più possibile, vadano realizzate tutte le azioni previste da quella legge, portate fino in fondo, perché è importante coinvolgere le comunità, altrimenti il rischio poi è che questi sistemi, queste dinamiche diventino, diciamo, pervasive e influenzino negativamente anche gli atteggiamenti delle comunità. Purtroppo questo l'abbiamo già visto in taluni territori, penso al Veneto orientale, insomma, nei casi di Eraclea e di altri comuni, diciamo, sotto una grande pressione da questo punto di vista. Ecco, però esiste per esempio la legge, c'è una legge sugli ecoreati, quella del 2015, e un'altra contro il caporalato, quindi delle normative ci sono ben presenti. Bisognerebbe integrarle in qualche modo, forse è necessario maggiore controlli, un'attività di vigilanza anche ispettiva in qualche modo. Un'altra integrazione, questo ha centrato in pieno il tema. Questa è l'altra integrazione necessaria su cui stiamo chiedendo da tempo, diciamo, un impegno da parte del governo, perché il sistema nazionale delle agenzie ambientali, quindi ARPAV per capirsi, e tutte le agenzie, diciamo, nelle altre regioni, è normata finalmente da una legge che ne regola il funzionamento in rete col sistema nazionale, con ISPRA, che ne permette diciamo, l'implementazione, se applicata questa legge, l'implementazione del personale e delle capacità poi da parte delle ARPAV di uscire nel territorio e controllare il territorio, perché è un tema fondamentale, appunto, quello dei controlli, e per questo serve, diciamo, applicare definitivamente quella legge, che ad oggi ancora non ha i decreti attuativi, e quindi servono i decreti attuativi per mettere, non puoi. Servono i decreti attuativi. Esatto, quindi i decreti attuativi sono un aspetto predominante assolutamente per rendere operativa questo. Io le chiedo solo una cosa, mi mancano pochi minuti un po' alla chiusura del suo intervento. Next Generation EU, quindi adesso arriveranno dei fondi da parte dell'Europa. Ci può essere preoccupazione a questo punto legittima, perché quando arrivano soldi, arrivano finanziamenti, rischiamo che facciano una brutta fine, seppur arrivati in una regione dove magari così dall'esterno può dire c'è maggior legalità che non in altre, ma non è così a questo punto. È legittimo? Assolutamente non è così, infatti i numeri, per questo l'estratto regionale dei numeri deve farci preoccupare. Quando abbiamo presentato il 20 maggio, diciamo, i risultati insieme alle forze dell'ordine, alla magistratura e anche alla Regione Veneto, insomma alcuni consiglieri regionali, alla vicepresidente del Consiglio regionale e all'assessore Bottacin, è emerso chiaramente che questi numeri devono destare grande attenzione rispetto alle possibilità di infiltrazione o comunque di criminalità su questo fronte, e che bisogna alzare l'asticella, e noi ci auguriamo che tutti insieme, diciamo, intanto si faccia un fronte per chiedere i decreti attuativi della legge, diciamo, appunto, di sistema delle agenzie, come dicevo prima, e questo permetta poi finalmente non solo le risorse, che quelle ecco, se aumentano è sempre meglio, ma soprattutto il personale, insomma, ecco, la capacità di avere poi personale a disposizione formato e capace di intervenire, perché molti di questi reati vengono spesso segnalati dai cittadini, perché c'è una capacità di reazione dei cittadini, ma a volte, diciamo, le segnalazioni si perdono, non si riesce a fare sistema e non si riesce a rendere gli interventi, diciamo, coordinati e capaci poi di trasformarsi in interventi che portano a procedure che individuano responsabilità. Ecco, questo è poi il succo, diciamo, del tutto. Le criminalità ambientali devono essere individuate, devono essere punite, perché chi inquina paga, ed è giusto che quel principio della legge, appunto, del 2015, della 68 del 2015, venga in tutti i modi sancito e a questo punto, diciamo, con pene più severe si possa anche mettere in campo processi culturali che
che rallentano quella che è la presa della tenaglia della criminalità. Se continuiamo a non far pesare questi crimini, e quindi come fino a prima della 68 un furto di una mela al supermercato viene punito con addirittura la reclusione, 3 anni di carcere, no, dal codice penale, mentre uno sversamento o una discarica abusiva, uno sversamento di inquinanti in ambiente naturale viene punito forse con una multa. Ecco, questa è una disparità che continuerà a far guadagnare terreno alle criminalità organizzate. Presidente, io la ringrazio tantissimo, noi la salutiamo, le auguriamo naturalmente buon lavoro, so che voi seguite attentamente tutte queste situazioni, purtroppo adesso abbiamo anche il caso di questi fanghi sversati nel Bresciano, che poi abbiamo visto anche nella zona del Veronese, quindi anche nella nostra regione. Stiamo seguendo, e sicuramente ci costituiremo parte civile come associazione per capire poi dove effettivamente... E allora magari ci aggiornerete sul stato dell'arte, sulla situazione, cosa emerge. La ringrazio e la lascio naturalmente ai suoi impegni di vario genere, familiari e professionali. Grazie per averci dedicato questo tempo. Ai nostri telespettatori, buona serata quindi a lei. E ai nostri telespettatori vi lascio alla pubblicità, poi torniamo ancora insieme. Grazie.